Rieccoci nel primo Inter Pares, nell'appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook, ogni volta ci autopubblicizziamo e nella prima parte abbiamo ospite l'onorevole Alberto Stefani, nella seconda avremo ospite l'assessore regionale alla sanità del Veneto Emanuela Lanzani, ovviamente parleremo di Covid. E prima della pubblicità avevamo iniziato a parlare di congressi della Lega, lei ha subito alzato le antenne, allora mi fermo, poi ne parleremo. Il vero dato di fatto però che due città più importanti del Veneto sotto l'aspetto economico, finanziario, industriale e tant'altro hanno sindaci che sono sì civici però appoggiati dal PD. L'anno prossimo si voterà a Vicenza e a Treviso. Non è che state perdendo un attimino le città più importanti del Veneto come rappresentanti della Lega al potere delle città più importanti del Veneto? Beh, allora, contestualizziamo un po' le due città. Padova è una città che ha visto negli ultimi 30 anni, salvo qualche mandato, sindaci soltanto di centrosinistra. In questo caso c'era addirittura un sindaco uscente di centrosinistra e quindi questo che ha sicuramente anche agevolato poi il centrosinistra a mantenere la città. A Verona la realtà è un po' diversa, nel senso che al primo turno, se si sommano i voti di Sboarina e di Tosi, arriviamo al 60% del centrodestra. Quindi lì è successo che al ballottaggio la figura di Sboarina non è stata particolarmente apprezzata anche dall'elettorato di centrodestra. Nulla contro la persona Federico Sboarina, ma probabilmente politicamente non era più la figura adatta a ricoprire il ruolo di sindaco. Noi l'abbiamo detto già mesi fa insomma erano notizia di tutti i giornali le vicende veronesi, perché la Lega aveva chiesto un nome alternativo sia a Sboarina sia a Flavio Tosi, capace di unire tutto il consenso che questi due al primo turno hanno ottenuto, perché alla fine se si sommano i due bacini di voti avremmo vinto col 60% dei voti. E quindi quando anche Flavio Tosi dice poi ho ricevuto una porta in faccia da Sboarina una volta che ho chiesto di apparentarmi con lui, quello è un errore che non andava fatto. Io ho anche detto a Tosi, che è venuto qui mio ospite giovedì scorso, ho detto anche tu, se è vero, però vi siete insultati e offesi per tutta via anche, sì, però anche con querele, e lui è diviso la politica dall'uomo, però se Stefani lei mi offende, mi querela e tutto, poi è difficile che io... Ho capito che la politica va al di sopra, però... Allora, io credo che quando si fa politica non si debbano mettere in mezzo questioni di carattere personale e cose di questo tipo. Io ho sempre fatto politica in questo modo e credo che il bene della tua città vada al di sopra di qualsiasi tuo interesse personale o qualsiasi tua simpatia personale. È un errore della politica in quel caso. Ma no, è un errore dell'essere umano. Era il motivo per cui noi abbiamo sostenuto caldamente un terzo nome. Poi Fratelli d'Italia ha deciso che o Sboarina o non si chiudeva nessun accordo in nessun'altra città d'Italia, Lucca, Alessandria, Piacenza e tutte le città che erano al voto, anche al centro-sud, e quindi a quel punto chiaramente la Lega ha fatto la scelta di restare all'interno della coalizione anche per vincere, provare a vincere anche le altre città. È normale che questo si sia verificato. Ma allora perché, mi scusi Stefani, a detta di Tosi, la Meloni dice a Sboarina fai l'accordo con... io le dico quello che ho sentito allora, la Meloni e Salvini dicono a Sboarina fai l'accordo con Tosi. Sboarina non lo fa perché molto probabilmente da Venezia giunge notizia di non farlo. Queste sono le notizie che sono arrivate in trasmissione. E perché non è stato fatto, se poi i leader dei due partiti che l'hanno appoggiato, praticamente sia la Meloni sia Salvini, dicono a Sboarina vai con Forza Italia, semplifico il ragionamento, perché poi non lo fa Sboarina e non, tra virgolette, obbedisce agli ordini dei capi? Beh, al di là che la questione dell'intromissione di Zaia, io dico quello che hanno detto, è una cosa che è stata detta da qualcuno, ma che in realtà è stata smentita sia da Zaia stesso che da Matteo Salvini, quindi questa dinamica la lascerei a stare. La questione di Sboarina però va contestualizzata in base alla sua tessera. Sboarina ha scelto un anno fa di entrare in Fratelli d'Italia, lui è un tesserato di Fratelli d'Italia. Nel momento in cui non ascolta la segreteria del suo partito,
lì a un certo punto uno fa fatica anche a capire come un sindaco di una grande città scelga di tesserarsi in un partito che poi, da quello che almeno hanno detto, gli ha dato un'indicazione completamente diversa che lui non ha seguito. Quello che penso è che probabilmente quando si fa politica bisogna essere un po' più preveggenti su questa cosa qui e magari arrivare già al primo turno con un altro nome. Cioè la soluzione migliore era presentarci già al primo turno con un terzo nome che vincesse al primo turno. Però mi dà una conferma, Stefani, che le scorie fra Fratelli d'Italia e la Lega, proprio in virtù di quello che è successo a Verona, sono scorie abbastanza solide, importanti. Sì, però è una questione di responsabilità. Noi non è che abbiamo imposto un nostro nome a Verona, noi non abbiamo mai presentato un nostro candidato Lega a Verona e avevamo tranquillamente il titolo di poterlo fare, No, vista anche però, la storia. mi scusi, io seguo il suo ragionamento. Se lei mi dice noi abbiamo dovuto andare con Sborina, altrimenti Fratelli d'Italia ci toglieva l'apparentamento con tutti gli altri sindaci d'Italia. È un mezzo ricatto questo, mica sono cose pesantucce. Diciamo che loro avevano un sindaco di una grande città e politicamente hanno fatto la scelta di difenderlo a spada tratta, anche legittimamente ogni partito fa il proprio ragionamento e se gli andava bene avevano in mano la città di Verona e anche noi saremmo entrati in maggioranza perché comunque la Lega sarebbe stata forza di traino e tutto questo. La realtà è che purtroppo si è dimostrato un candidato non vincente in questo caso, anche per via del fatto che comunque Flavio Tosi ha recuperato un 24%, poi di Tosi si può dire di tutto e di più, ma ha recuperato da solo un 24% della città e senza partiti. Chi conosce bene la politica sa che non è così semplice guadagnare un 24% di consenso e quel 24% di consenso andava sicuramente fatto confluire nell'alveo del centrodestra. La scelta di chiudere le porte in faccia secondo me non è stata la scelta più intelligente che si potesse fare. Ecco, ci saranno delle ripercussioni per questo e per quello che è successo a Verona secondo me? No, io credo che delle forze politiche responsabili, io tra l'altro ho un ottimo rapporto con tutti i coordinatori regionali degli altri partiti di centrodestra, sappiano che dagli errori si deve imparare e dagli errori si deve subito ripartire, cioè, io ho convocato già un tavolo con le altre forze politiche di centrodestra per risolvere questi problemi già prima di settembre e partire già con la campagna elettorale da settembre in poi, senza frizioni, senza aspettare marzo per poter chiudere le coalizioni, perché poi i sindaci e i candidati consiglieri hanno bisogno di farsi conoscere, non si può arrivare all'ultimo e pensare che la gente ti possa votare così facilmente. La gente ha bisogno di conoscersi, ha bisogno di prossimità, ha bisogno di una politica, di politici che conosce anche a livello locale, ma non soltanto per quanto riguarda i sindaci, soprattutto per quanto riguarda i candidati consiglieri, chi fa parte della squadra, che tipo di progetto vuoi dare alla città. E questo secondo me è una questione molto importante che dobbiamo valutare. Per quanto riguarda Verona, se ci fosse stata, diciamo, da parte delle segreterie nazionali un accordo prima su un terzo nome, come la Lega ha proposto anche a livello nazionale, avremmo vinto al primo turno. E Tommasi è diventato sindaco, votato al primo turno dal 39% degli elettori e al secondo dei votanti e al secondo turno, se si fanno i conti, è stato votato da meno di un veronese su 5. Quello abbiamo già detto perché non c'è un'affluenza ovviamente, un amore nella politica dal mio modesto punto di vista. E a Padova invece? A Padova la situazione era sicuramente molto più difficile, questo chiaramente lo sapevamo tutti, sicuramente partire prima lei è stato uno che ha scelto il aiutato. nome Peghin, perché nelle trasmissioni che ho fatto ho detto i tre che hanno scelto il nome Peghin sono stati Stefani, hanno fatto nome e cognomi, lei lo sa benissimo, Stefani, Bitonci e Ostellari. È vero oppure no? A Roma hanno detto così, insomma. Senza Francesco Peghin ha incontrato, oltre alle figure che hanno il compito di segreteria di partito a livello locale, regionale e nazionale, anche gli altri segretari rispettivi degli altri partiti, e io credo che Francesco Peghin, per chi lo conosce, sia una persona di grandissimo livello. È anche un amico, quindi è una brava persona. So che è anche un suo amico, certo. e lei sa benissimo che obiettivi ha raggiunto nella sua vita sia a livello imprenditoriale, sia a livello sociale, sia a livello
di associazionismo, sia i grandi risultati che ha ottenuto nella sua esperienza di uomo di Confindustria. È chiaro che Francesco si scontrava contro un sindaco uscente. No, ma qui mi scusi Stefani se la interrompo maleducatamente, qui i militanti della Lega dicono non che Peghin sia una cattiva persona, anzi ci manca, dicono che doveva essere qualcuno del partito essere candidato come sindaco a Padova. Tutti hanno fatto il nome, uno questi le Saverizio Marcato, chi più ne metta, ma è lo stesso Bitucci, cioè dicevano perché non mettiamo uno del partito a affrontare uno che è già un imprenditore, metti un imprenditore con un altro imprenditore, ecco, non contro la persona Peghin, ma la strategia che è stata fatta. Allora, innanzitutto quando parliamo di militanti, se parlano alcuni militanti sono alcuni militanti e non tutti i militanti, perché io i militanti ci parlo al telefono, come vede mentre siamo in trasmissione del mio telefono squilla, abbiamo anche altri militanti che chiamano ed è normale perché a me piace far politica così ed è giusto che sia così. Detto questo, Francesco è una figura che ha un profilo importante, che per una città come Padova, che è una città che magari rifugge un po' anche i partiti e che ama magari anche un po' di più la figura civica, la persona al di là dei partiti, con un profilo del genere sicuramente poteva emergere ancora di più, anzi molto di più di come poi sono andate le cose, però è anche vero che va contestualizzata la questione. Stiamo parlando di una città che aveva un sindaco di centrosinistra uscente, che ha dimostrato comunque di avere un buon gradimento tra i suoi cittadini dall'esito delle urne, una squadra di consiglieri che se uno va a sommare i voti dei singoli consiglieri, Giordani era già quasi vicino al 50% solo con le preferenze personali dei candidati consiglieri. Questi candidati hanno avuto 5 anni per farsi conoscere, in 5 anni hanno ottenuto magari dei risultati per il proprio quartiere o per il proprio associazionismo. Io do i numeri, però 5 anni prima la stessa cosa, c'era un Ivo Rossi che sembrava vincesse in carrozza, mi scusi il termine, perché arrivava un Bitonci sconosciuto a Padova, ma proprio sconosciuto, e invece vinse Bitonci. Allora, cioè, sì, non è che avesse stiamo parlando, sì, erano 7 le garantisco anni prima. che conoscendo Padova Bitonci era sconosciuto. Stiamo parlando di 7 anni fa e di una situazione anche politica diversa, dove magari la priorità del tema della sicurezza e di questi temi legati anche possiamo dire, al controllo peculiare dei quartieri, eccetera, eccetera, erano molto più sentiti, non che adesso non lo siano, ma in questo momento, anche complice una pandemia, una situazione geopolitica particolare, sono state messe un po' in secondo piano, ma è una cosa normalissima, è avvenuta in tutte le grandi città e abbiamo visto che questa tendenza anche del non voto nelle altre città, stiamo parlando di tutte le città del nord, Lodi, Alessandria, Como, Piacenza, Parma, sì, certo. Monza il centrodestra doveva vincere col 70%. C'è stata come possiamo dire, una non affluenza, una mancanza del voto da parte dell'elettorato del centrodestra che si è verificato in tutte le grandi città, purtroppo. Mi sta il ragionamento. Verona. Io cerco di fare il giornalista. No, ma chiaro, io sto cercando di contestualizzare un po' la questione. Io faccio anche l'avvocato del diavolo, quindi io dico a Padova si può perdere, essendo un esponente di destra, dico però non così. Perdo al ballottaggio, perdo lottando, non perdo così, e se perdo così qualcosa mi è sfuggito di mano, faccio questo tipo di ragionamento. Poi nella politica lei mi insegna, si perde, si vince, fa parte del gioco, però uno deve perdere anche con onore, gettando le armi dopo avendo lottato, e qui mi è sembrato che è sfuggito qualche piccolo particolare, ecco, per questo le faccio questa domanda. Ma io credo che gli schemi di prima, quando si vive una situazione così particolare, e lo si è visto in tutte le grandi città del nord e anche del centro in realtà, vengono un po' meno, cioè c'è una situazione particolare per cui determinate priorità che prima c'erano, adesso magari ci sono ancora, ma non sono sentite dall'elettorato così intensamente da mandarli al voto, perché io faccio questa analisi qui, io non farei mai a meno di votare, per me votare è un diritto che i cittadini hanno conquistato nella storia ed è giusto che venga mantenuto e che soprattutto venga rispettato votando.
Però c'è stata una componente del non voto del 50% che sicuramente ha influenzato le elezioni, ma in tutte le altre città, quindi non è un problema solo padovano, è un problema che si è dimostrato, che si è dimostrato scientificamente in tutte le città. È mancato un voto di centrodestra che avrebbe sicuramente aumentato la coalizione di un 10-15%, che è quello storico. Certo. E allora il centrodestra o comunque il nostro partito è giusto che si interroghi sul perché in tutte le città magari qualche voto è mancato. E la realtà, secondo la mia analisi e non solo la mia analisi, è che sicuramente è molto più difficile spiegare quando sei al governo il motivo per cui ti devono votare. È anche vero, Stefano, che quando sia a Verona che a Padova, la Lega, che è un partito importante nella nostra regione, indiscutibilmente importante, prende il 6-7%, è davvero un risultato. Lei prima ha fatto l'esempio del 2014 e 2017. La Lega quest'anno ha preso di più del 2014 e 2017. Sì, La Lega a Padova nel 2014 ha preso il 4,86, nel 2017 ha preso il 5 qualcosa, quest'anno ha preso il 7,3%. È chiaro che poi ti manca il voto d'opinione e quindi quello che ti dà la spinta. Io in effetti pensavo con l'onda del nazionale che superasse la doppia cifra, per questo le dico che aspettavo un risultato più... Ma l'abbiamo visto, ripeto, in tutte le grandi città. E sicuramente magari quei 2-3 punti percentuali in più, perché poi nelle grandi città sappiamo benissimo che le civiche drenano molti voti alle liste di partito ed è sempre stato così e sarebbe assurdo negarlo, soprattutto ai partiti che normalmente governano in quelle città, magari quando si va a vincere la partita. E quindi quei 2-3 punti percentuali in meno come lista di partito, sto parlando di lista di partito, sicuramente vanno recuperati in quella componente che non è andata a votare, probabilmente perché in questi mesi fa fatica ad accettare che la Lega sia al governo e che soprattutto fa un po' più fatica a capirne le ragioni. Le ragioni ci sono perché io da dentro vedo quante volte riusciamo a fermare alcuni provvedimenti, quante volte riusciamo a bloccare ma la percezione non è questa, dice. La percezione non è questa perché le persone... poi magari quando vanno a votare vogliono anche un po' di semplificazione, no? Quello sicuramente sì, guarda, l'ultime referendum sulla giustizia anche lì sarebbe da discutere. Senta, in virtù di tutto questo tutti ha ragione lei, una parte, una piccola, media, decida lei quale, visto che è il coordinatore regionale, di militanti dice siamo arrivati così a Padova e a Verona, ci sono bisogno di congressi provinciali, interprovinciali, regionali, la Lega deve ritornare come una volta, sono 2-3 anni che non si fanno, vuoi per la pandemia, vuoi per tante altre cose, che non si fanno più congressi, decidono sempre i soliti. Cosa mi dice su questo? Allora, innanzitutto facciamo un'analisi della questione delle amministrative. Stiamo parlando di amministrative che hanno visto riconfermare 12 sindaci su 12 uscenti della Lega, che rispetto all'anno prima la Lega ha visto alla Lega riconoscere 8 sindaci in più rispetto a quelli del centro-sinistra, quindi il saldo positivo 2021-2022 sui sindaci è più 8 per la Lega. A Belluno, che è un capoluogo di provincia, la Lega, con un candidato sindaco indicato dalla Lega, vinciamo al primo turno, così come in altre città comunque importanti sopra i 15.000, che erano storicamente di centrosinistra. Sì, per fare 15.000 abitanti, per fare i 400 di Verona... Verona ne ha un po' meno di 400.000. Quelli che sono, però quello che sicuramente si può dire, poi su Verona c'è stata una situazione particolare per cui, ripeto, al primo turno il centrodestra era al 60%, quindi lì c'è stato un problema legato al candidato sindaco in maniera chiaramente evidente, questo lo si vede dai dati. Per quanto riguarda i congressi, diamo qualche dato, anche perché è facile che quando uno protesta tutti magari prendono quella voce come una voce magari definitiva. In realtà ci sono migliaia e migliaia di militanti che lavorano in silenzio e che danno una mano al partito e che magari non hanno bisogno di fare qualche intervista per attaccare il movimento. Queste cose ci sono sempre state, se pensiamo a qualche anno fa quando c'erano scontri molto più intensi in Liga Veneta, ecco, questo mi pare che sia oggetto di storia. Detto questo, abbiamo celebrato oltre il 50% dei congressi di sezione
nel 95% dei congressi celebrati siamo andati a candidati unici, segno probabilmente che tutte queste beghe che sui giornali emergono, perché chiaramente la Lega dà fastidio da sempre e probabilmente insomma più si fa vedere che nella Lega c'è casino anche quando non c'è e più qualcuno è contento. Beh, ma sono stati militanti sono stati eletti all'unanimità nel 95% dei casi dei segretari unici, ok? Nel 50% dei congressi celebrati sono stati eletti segretari di sezione dei ragazzi under 35, quindi anche un segnale importante di rinnovamento del partito che ha voglia anche di guardare avanti e che ha voglia di dare futuro anche a tanti ragazzi, cosa che in altri partiti non accade perché tantissimi ragazzi di altri partiti ce lo dicono e invidiano la Lega, soprattutto la Lega del Veneto, per questa capacità di rinnovarsi. Quindi la realtà, data dai numeri, quelli che ci sono, è totalmente un'altra. Poi è ovvio che fa sempre più rumore un albero che cade che una foresta che cresce, e la nostra è una foresta che sta crescendo molto bene all'interno delle sezioni, i militanti sono in crescita all'interno delle sezioni, abbiamo tanti ragazzi che stanno acquisendo ruoli importanti all'interno delle sezioni e io sono orgoglioso. Poi questa classe di giovani dà fastidio a qualcuno, è normale che dia fastidio a qualcuno, ma io sono orgoglioso se questi giovani vanno avanti, io sono orgoglioso se questi ragazzi crescono all'interno delle sezioni, perché anch'io sono cresciuto all'interno di una sezione, io faccio politica da quando ho 14 anni e sono cresciuto Stefani, all'interno guardi di che una lei è sezione. giovanissimo, mi piace quando fa questo ragionamento, ma lei è un giovane, mica è uno, dunque sto parlando con uno giovanissimo, un altro. Sì, però i congressi quando inizieranno si faranno i congressi? Io ripeto, capisco che anche magari a forza di sentire qualcuno, tra l'altro intervistati sempre gli stessi sui giornali che dicono sempre le stesse cose, magari non si ha purtroppo la contezza dei dati reali, ma i congressi sono stati celebrati nel 50% delle sezioni, quindi metà delle sezioni sono già stati celebrati. Ma i prossimi quando si faranno? In questi giorni, questa sera ci sono altri 4 congressi, domani ce ne saranno 7, dopodomani ce ne saranno 3 e così via. Pian piano vengono celebrati tutti. È chiaro che abbiamo iniziato a maggio, prima abbiamo avuto 2 anni di pandemia e i congressi non si potevano fare non perché io non volessi farli o perché Salvini non volesse farli, cosa che è avvenuta in tutta Italia per tutti i partiti e per tutte le associazioni, semplicemente perché la legge impediva la celebrazione del congresso. Perfetto, e allora anche da qui si capisce quando una polemica è seria o quando una polemica è strumentale. A me le polemiche strumentali non piacciono. Allora, tutti quei sindaci che vanno ai giornali, che vengono in televisione, magari a lamentarsi, magari vengono... Quanti sono? Ma guarda, io un po' sono venuti qui, ma ho letto che tanti sui giornali, per esempio il sindaco San Giorgio in Bosco, sono usciti sui giornali. No, San Giorgio in Bosco il sindaco non è mai uscito. Delle Perti, che non vorrei sbagliare, santo Dio, non mi chiedo venia, l'ho letto, mi chiedo se sto facendo confusione. Comunque sono uscite... Miatello era un ex sindaco. Un ex sindaco, ecco, un ex sindaco, le chiedo scusa allora, so che era... E voglio dirle, no, ma il ragionamento che ha fatto è un ragionamento valido, ho detto, ecco, verranno ricoinvolti anche questi che dicono di no, in modo tale da riunire un po' di malumore che c'è tra la minoranza, come vuole definirla meglio lei, insomma, all'interno del movimento, all'interno del partito. Direttore, guardi, lei sa benissimo e conosce la storia della Lega, probabilmente meglio di me, e sa benissimo che 10 anni fa si parlava di 50, 60, 70 espulsioni all'anno. Io in 2 anni di commissariamento ho innalzato una sanzione disciplinare. Quindi anche questo dato è molto indicativo. Poi, ripeto, se si vuole costruire una narrazione diversa lo possiamo fare in 1000 modi. I dati dimostrano tutt'altra cosa. A me piacciono i numeri e i numeri dicono sempre la verità. Le fa onore, piuttosto che espellere, sono idee che è meglio ragionare per tenere uniti un po' tutti, anche chi ha idee e pensieri diversi. Senta, tornando un attimo... Poi saranno i congressi chiaramente a decidere, i congressi decideranno chi avrà la legittimazione e chi no. E chi no. Senta, una delle cose che mi sono dimenticato di chiederle prima è che nelle varie campagne elettorali una differenza c'è però tra il centro-sinistra e il centro-destra, che il centro-sinistra cerca un dialogo diverso del centro-destra, cioè, semplifico,
Il centrodestra usa delle volte un termine, un modo, degli aggettivi anche abbastanza, tra virgolette, violenti nella campagna elettorale. Il centro-sinistra invece usa un tono più morbido. Non è che dovete cambiare un attimino strategia nel confrontarvi con la folla e siano finiti i tempi dell'urlare, di offendere l'avversario, di insultare l'avversario e di arrivare invece a un compromesso di ragionamento con l'avversario? Beh, Non so se ho insultare posto l'avversario non fa parte sì, del nostro DNA e non certe ne farà mai campagne parte. elettorali. Anzi, vorrei dirle che insulti da sinistra arrivano costantemente e non soltanto in campagna elettorale. Detto questo, sicuramente sono cambiate delle priorità sui toni e queste cose qui, sicuramente sono cambiate delle priorità da parte dei cittadini. No, non si preoccupi, era solo una precisazione. In alcuni casi sicuramente magari in questo momento alcuni temi come quello della sicurezza, che magari è un tema che fino a 2 anni fa era sentito da tutti, adesso è sì sentito, però ti dicono sì, io ho le bollette a pagare, io non arrivo alla fine del mese, c'è l'inflazione che galoppa, non trovo lavoro, quindi sono cambiati anche un po' i temi. Lei lo sa che l'Italia dei sondaggi mondiali è una delle nazioni più sicure del mondo? Sì, diciamo che... No, le dico i dati diciamo, che... sì, che in realtà... Non ho detto la più sicura, tra le più sicure del mondo. Diciamo che in realtà non deve diventare come altri stati in cui c'è stata un'immigrazione incontrollata, in cui alcuni quartieri sono completamente sottratti alla legalità, in cui alcuni quartieri sono completamente sottratti al controllo pubblico. Questo noi vogliamo evitare e il rischio che anche in Italia questo avvenga è enorme. E allora, per far questo servono politiche lungimiranti che magari in questi mesi non sono sentiti come erano 2 anni fa, torneranno ad esserlo sicuramente fra 1 anno, fra 2 anni, ma non è che si può cambiare agenda soltanto in base al momento. Se la Lega è il partito che richiede un'immigrazione controllata, che richiede il blocco degli sbarchi di immigrazione clandestina, che richiede di sapere chi entra nel nostro paese e soprattutto di evitare di dare soldi e nutrimento a racket dell'immigrazione clandestina, chiaramente in senso figurato, che purtroppo lo investe in armi e droga. Questo noi lo dicevamo 3 anni fa, lo abbiamo detto 2 anni fa, lo diciamo adesso, lo diremo sempre indipendentemente poi che convenga o meno dal punto di vista elettorale, certo. Perché un partito serio fa così. Adesso il fatto della droga, sai, io vedo tutte le campagne contro la droga, poi finché non li tengono in galera, qui è un problema che poi lei che va a Roma dovreste cambiare in Parlamento e Governo certe regole, uno che va in galera deve rimanerci, invece qui succede quello che sicuramente tutti vedono e tutti poi stanno zitti, perché poi qualsiasi partito o qualsiasi sindaco governa una città, la droga è difficile farla sparire nella città stessa perché trovano scappatoie una dietro l'altra, se li toglie da una parte o dall'altra il problema è prenderli, metterli in galera e lasciarli lì un pezzettino, allora molto probabilmente cambierebbe qualcosa, però siamo un paese un attimino garantista su questo, non siamo un po' troppo garantisti su questo, in generale dico io. Ma io credo che i problemi intanto bisogna risolverli alla radice, perché purtroppo è normale che se tu accogli in maniera indiscriminata e accetti che nella tua città ci siano migliaia di clandestini o di figure che magari vivono di espedienti e non gli dai un futuro e non sei in grado di dargli un futuro, queste persone non devono già arrivare nel nostro paese perché purtroppo andranno ad ingrassare le fila di racket e di associazioni criminali. Lei poi ha studiato anche questa tematica qui perché è laureato in giurisprudenza, quindi, ma no, io dicevo, non è che siamo un paese forse troppo garantista sotto certi punti di vista, indipendentemente dal fattore dell'immigrazione, no? Parlo anche su quello che succede in Italia, su quelli che... Per me essere garantista è un valore aggiunto, cioè qualcosa di importante, piuttosto di un paese giustizialista che metta in galera un innocente. Io preferisco un paese garantista che rispetti perché poi garantista non vuol dire mandare fuori un colpevole, significa semplicemente far rispettare la legge ed evitare che un innocente vada in galera, questo significa garantista. Sì, ma delle volte tanti cavilli... Poi la realtà
è che secondo me vanno costruite più carceri e servono più fondi da questo punto di vista. Serve a potenziare anche l'apparato della magistratura, che tante volte non ha delle colpe perché mette in galera o perché non mette in galera un colpevole, semplicemente spesso ha anche delle carenze di organico che ci segnalano e che vanno sicuramente implementate da questo punto di vista. E poi, ripeto, bisogna anche evitare che il problema si propaghi, perché se scopriamo, e dati alla mano del Ministero dell'Interno, che tutti possono visualizzare il 66% dei reati di droga sono commessi da immigrati che rappresentano a loro volta soltanto il 12-13% della popolazione, soprattutto nelle grandi città, c'è un problema o no? Perché, senta, sto sforando, con lei dovrò fare, perché avrei altre moltissime cose da chiedere, le sto un attimino accelerando perché ovviamente è un ragazzo giovane. Lei è stato definito da Zaia un fuoriclasse nella politica e non è cosa tutti i giorni essere definito fuoriclasse. A 25 anni credo è stato il primo parlamentare, è stato il primo sindaco più giovane dentro l'ANCI, è commissario della Lega in Veneto, sta facendo qualcosa di, all'età dei suoi 30 anni, quindi qualcosa di incredibilmente sopra le righe. Dove vuole arrivare? Ma io sono entrato in questo partito che avevo 14 anni e sono sempre stato strumento del partito, non ho mai voluto passare sopra qualcuno o qualcosa per un obiettivo, perché credo sempre che le ambizioni ce le hanno tutti nella vita, ma quello che conta è cosa fai per la tua gente, e per me fare il sindaco, che magari è il ruolo che tra i tre è visto come quello meno importante, per me è il ruolo più bello. E come fa a combaciare tutti gli impegni che ha? Ma si fa innanzitutto con una squadra di persone capaci e di ragazzi in gamba come quella che ho nel mio comune, e con gli strumenti che si ha. Che tra l'altro lei lavora con molte donne, ho letto, sbaglio, al 75%. Abbiamo il 75% di dipendenti donne, sono informato. Tra l'altro persone di straordinaria qualità, di competenza tecnica davvero molto importante, con cui ho la fortuna di poter collaborare, e anche in squadra, insomma, abbiamo una componente femminile importante. Detto questo, si riesce perché poi io sono sul territorio fondamentalmente il lunedì, il venerdì, il sabato, si lavora anche la domenica perché il sindaco lavora anche la domenica e non c'è niente di male, e durante la settimana sono a Roma, ma ci sentiamo costantemente, abbiamo comunque tutti gli strumenti che anche la tecnologia ci mette a disposizione per poter gestire i problemi anche in tempo reale. E quindi da grande cosa vuole fare? Presidente del Consiglio, Presidente della Regione? Non ho particolari, ambizioni. Come no, all'età giovane e così. Magari è anche giusto. No, ma al di là delle ambizioni, no, Stefano, bisogna riconoscere poi al di là una persona di grande esperienza, di grande qualità, di grande valori, quale Zaia dice Stefano è un fuoriclasse, non dice una cosa, non lo dice a tutti, è capito, dà un aggettivo davvero importante, al suo valore, è un valore aggiunto, quindi è una persona che sicuramente può essere importante per il futuro anche del paese qui in Italia, e quindi le aspettative della gente che la conoscono sono aspettative importanti. Fuoriclasse è un fuoriclasse, nel calcio i fuoriclasse sono fuoriclasse, fanno gol nelle partite importanti, e lei è uno di questi. Io cerco di fare sempre del mio meglio in tutti i ruoli che il partito mi ha cercato di darmi, e quindi io faccio questo, sono prima un uomo di partito e difendo il mio partito. Come ha visto, io non parlo mai male del mio partito o di nessuna persona che fa parte di questo movimento, perché ho un amore viscerale per questo movimento che mi ha visto crescere da bambino all'interno. Deve autoespellersi. Io cerco insomma di fare sempre il massimo per questo partito, e lo farò anche nel corso dei prossimi mesi, dei prossimi anni, e credo che questo sia l'atteggiamento giusto per chi milita all'interno della Lega, e si è sempre al servizio del partito, e mai il partito è al tuo servizio. Con queste parole la ringrazio, Alberto Stefani, in bocca al lupo, buon lavoro a Roma, a Borgorico, in Regione, per quello che sta facendo, perché davvero il Paese, la Regione, la città e il suo Paese ne hanno bisogno. La ringrazio, grazie. Invece noi andiamo in pubblicità, e nella seconda parte avremo ospite l'assessore alla Regione Veneto alla Sanità, Manuele Lanzarina, tra poco.